La Regione Veneto ha molta attenzione per il bellunese, lo ha detto il presidente Zaia nella sede di Confindustria, incontrando i vertici dell'occhialeria, il settore determinante del manifatturiero. L'occhialeria per noi è un punto strategico. Ovvio è che i nostri operatori, se avessero le condizioni degli amici qui vicino della Carinzia, che pagano il 25% di tasse, sarebbe molto meglio. Ricordiamo che la media europea della tassazione è del 46%, tassazione peraltro che si rispecchia nella Germania, e l'Italia purtroppo da fanalino di coda oggi ha una tassazione del 68,6%. E chi meglio dell'imprenditore può capire queste differenze? Il presidente della regione è un fiume in piena, tocca le corde scoperte del bellunese, autonomia, specificità, difficoltà del territorio, ma gli addetti ai lavori sono stanchi delle belle parole. Loro chiedono solo poter lavorare tranquillamente, serenamente nelle proprie aziende, pensando ai propri lavoratori e pensando alla manifattura del prodotto. Siamo veramente stanchi di dover rispondere solamente a cartelle, a agenzia delle entrate, a commercialisti, ad avvocati per difendere qualcosa che in realtà è veramente la ricchezza di questo territorio. La presidente Sipao rilancia la questione al tavolo della discussione. Zaia rispolvera il federalismo e la sua linea politica. La vera partita la si discuta da un lato sotto il profilo degli interventi nel mondo finanziario, quindi con la finanziaria regionale che ha già avuto modo di finanziare e di sostenere 10.000 pratiche. In questi 3 anni con il nostro governo non abbiamo assolutamente imposto alcuna nuova tassazione, siamo ancora l'unica regione in Italia nella quale non si paga l'IRPEF. Soddisfatta della risposta? Non ho ancora capito effettivamente qual è la risposta che i politici ci danno a quelli che sono poi veramente i problemi quotidiani dell'imprenditore e dei nostri lavoratori.